Terzo posto, non penso che conta tanto adesso tra terzo, quarto, quinto e sesto, era importante arrivare nelle prime due per non fare la prima fase dei playoff, però penso che ancora siamo in corsa. Abbiamo perso una partita contro un grande Granella secondo me, anche perché hanno avuto uno stimolo in più giocando con una Pisana che è una squadra di zona, come già ho detto nell'intervista precedente. Lo stimolo loro l'ha portati ad una grande vittoria. Noi abbiamo penso di aver fatto la partita, ma loro hanno fatto i 3 punti. Abbiamo preso pali, traversi, insomma, penso che noi abbiamo fatto la partita, però loro hanno portato a casa i 3 punti, quindi alla fine conta quello. Chi porta a casa i 3 punti è una squadra che vince, quindi non ho nulla di criminale, faccio solo i complimenti a loro, ad Alberto e Massimo Granella. Un problema prima della partita intestinale, ma al di là di questo avevamo un giocatore nuovo, quindi ho colto l'occasione per farlo entrare all'inizio questo giocatore nuovo e vedere insomma, le sue caratteristiche. Poi è entrato Cesaro e ha cambiato la partita, abbiamo pareggiato, siamo andati in vantaggio e poi ecco, è successo quello che è successo, però ripeto non c'è nulla da criminale, è solamente un momento no, della Pisana, creiamo gioco, creiamo palle e gol, ma alla fine non finalizziamo, quindi poi ci puniscono sui contropiedi, dobbiamo essere un po' più concreti sotto porta.